Pronto? Posto? Buono. Mi raccomando. Posto. Qualcuno ha minato la mia poltrona. Grazie, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo di qualche minuto, però vediamo di recuperare velocemente. Abbiamo un po' di notizie oggi da darvi. Allora, insomma, circa una settimana che non ci vediamo, per cui diamo anche un aggiornamento bello completo. Partiamo dai tamponi, sono 7.700.000 molecolari, 707.931 molecolari e rapidi 7.382.215. Ci eravamo lasciati con 13 milioni e qualcosa, adesso siamo a 14.450.000 tamponi. 14.540.146. Quindi va riconosciuto sto lavoro poderoso dei nostri operatori nel far tamponi. Del resto, se osservate, noi siamo già anche in questo momento siamo una media di 40-50.000 tamponi. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 472 positivi. 472 positivi con 45.630 tamponi, un numero pauroso, incidenza 1%. Come dico sempre, non andate a guardare la classifica nazionale di chi ha più positivi, perché il vero tema è l'incidenza, guardare quanti positivi ci sono sui tamponi fatti. Insomma, questa è matematica di base. Quindi un'incidenza bassa. Il numero dei positivi ad oggi sono quasi 470.000, 4,69, 2,25. Avendo noi un'incidenza settimanale che si è abbassata, dopo vedremo, ovviamente sono abbassati anche il numero dei positivi in isolamento in questo momento, sono 10.618. Vi ricordo che in questa fase abbiamo oltrepassato i 13.000, la scorsa settimana eravamo a più 13.000. Quindi stiamo un po' svuotando, diciamo, con le quarantene. Totale dei ricoverati. Altro dato interessante e positivo per noi, 279. Una settimana fa eravamo a 340, più o meno, meno 12. Questi 279 sono così distribuiti, 229 in area non critica e 50, una cinquantina di ammalati complessi in area di terapia intensiva. Le terapie intensive non Covid, oltre ai 50 Covid, sono 3,45, vuol dire quasi 400 persone, 395 persone di non Covid, cioè in terapia intensiva. Totale dei decessi 11.775. Dimessi dagli ospedali 23.351 in praticamente 10 mesi, scusatemi, in 20 mesi dal momento in cui noi abbiamo, aspetta un dato che volevo farvi vedere, questo è il bilancio di 20 mesi di Covid ovviamente. Non lo trovo più, scusate un attimo. No, cercavo il numero dei positivi. Ah, qui sotto sì, ecco, grazie. 23.000 in ospedale, 470.000 il totale. Quindi si capisce da soli che sono 446.000 persone che si sono curate a casa su 469.000. Lo dico per sempre questo dibattito delle cure domiciliari. Allora, la situazione è sicuramente, stiamo sempre parlando di una fotografia, quindi per gli esperti del taglia e cuci dei video, sto parlando oggi, cos'è il 30 oggi? Il 30.
Ad oggi possiamo dire che la curva è in remissione dei contagi, possiamo dire che la tenuta è assolutamente, diciamo, importante, pur avendo noi comunque il virus che circola, perché 475 contagiati anche oggi non vuol dire che il virus non circoli, però è altrettanto vero che la vaccinazione, e lo dico non perché devo fare promozione dei vaccini, ma non vengo qua neanche a dire di non vaccinarsi, dico quello che deve essere la realtà e che va detta. La vaccinazione ha cambiato il corso della storia del coronavirus. Questo è innegabile e ci permette oggi di essere sicuramente relativamente più tranquilli rispetto a prima. Poi l'appello ai cittadini è sempre quello di utilizzare la mascherina ove possibile, soprattutto in caso di assembramento, di igienizzare fortemente le mani perché sono il vero veicolo eventualmente di un'eventuale trasmissione del contagio. Dai la mano a una persona e non ti igienizzi, magari poi ti gratti un occhio, quella persona si era, che so, toccata un occhio o aveva messo un dito in bocca e tu ti inoculi il virus. Penso che questi siano assolutamente bei dati. Continuo a confermare che l'80% delle 50 persone in terapia intensiva non sono vaccinate e circa un 65% di coloro che sono in ospedale non sono vaccinati. 65 più o meno. E 80 sicuramente, se non anche di più, di quelli in terapia intensiva. Potremmo già dare una lettura che il virus comunque se incontra il vaccino, quantomeno se dà malattia, dopo su quel 35-40% di ricoverati vaccinati dovremmo andare a vedere se intanto hanno avuto risposta anticorpale, perché voi sapete che nella somministrazione del vaccino si dice che c'è un 5-8% di persone che non reagiscono al vaccino. Dovremmo vedere se sono tutte seconde dosi o prime dosi, ma diamolo vuoto per pieno. Il virus questi dati ci possono dire una cosa importante, che troviamo non vaccinati in area non critica, ma è altrettanto vero che il vaccino ci dice che l'evidenza di una malattia importante con sintomi clinici importanti da terapia intensiva non è dedicata ai vaccinati, ma soprattutto ai non vaccinati. E poi se andiamo a vedere i vaccinati in terapia intensiva, che sono solo il 20%, vediamo che poi sono casi che clinicamente hanno tutta una storia particolare. Saremo ancora zona bianca. Incidenza scende ancora 40,7. Vi ricordate la scorsa settimana, cito a memoria, era 69,1 o 61,9. 40,7 positivi ogni 100.000 abitanti a settimana. Considerate che nei periodi peggiori noi avevamo 700, tanto per darvi un dato. R con T 0,86. Siamo abbondantemente sotto l'1, però bisogna andare giù ancora, ovvio. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che è finita lì. Occupazione delle terapie intensive è scesa di un punto, lo avete visto, no? Siamo passati da 57 di terapia intensiva una settimana fa a oggi 50, quindi non è più 6%, ma è 5%. Occupazione dell'area medica, siamo scesi di un punto anche qui, dal 4% scendiamo al 3%. Quindi il bilancio settimanale che facciamo assieme è proprio quello di una terapia intensiva e di un'area l'area non critica, che scendono di un punto percentuale nell'occupazione, scende l'incidenza, questa settimana è scesa l'incidenza, e scende l'R con T. Cosa vi voglio dire? Che però noi abbiamo aperto le scuole il 13 settembre. Allora, siccome chi si scotta con l'acqua calda poi ha paura anche di quella fredda, voi capite che è prudente aspettare almeno 3 settimane per andare a regime e vedere quali sono i reali dati della scuola. Perché l'anno scorso noi abbiamo avuto l'apertura della scuola e pian piano poi abbiamo avuto una recrudescenza dell'infezione che ha avuto i suoi massimi nei mesi di fine ottobre, si è fatta pesante a novembre e dicembre poi andando a calare
perché il picco l'abbiamo avuto il 31 dicembre con 3.400 ricoverati in ospedale, dei quali 500 in terapia intensiva. Allora, oggi noi siamo a valori di ricovero rispetto alla punta massima del 10%, sia sulle terapie intensive che sull'area non critica. 3.400, oggi ne abbiamo meno di 300, 500, oggi ne abbiamo 50. Vi ho fatto fare un grafico che se volete potete anche utilizzare, ve lo do. Allora, queste qua sono le linee di contagio prese, le abbiamo fatte fare da luglio ad oggi. Linea blu è quella dell'anno scorso, luglio. No. Linea blu, quella dell'anno scorso, quindi vedete la freccia blu, vedete che dopo la freccia inizia a crescere. Sono i contagi che crescono dopo l'apertura delle scuole. La linea rossa è quella attuale, cioè 2021, luglio 2021, settembre 2021, dall'apertura della scuola freccia rossa, calano i contagi. Siamo capiti, no? No, questa è la curva, l'andamento dei contagi, perché noi avevamo l'andamento dei contagi non... sì, perché questo è un numero assoluto, tu lo devi sempre fare in rapporto ai tamponi, per poi quell'estate lì noi non abbiamo fatto i tamponi, ne abbiamo fatti pochissimi rispetto a quest'anno. Quest'anno noi siamo andati via a 50.000 al giorno. Vi ricordo, stiamo parlando dell'estate 2020. Quindi sostanzialmente, per dire, la linea blu è luglio, estate 2020, si apre la scuola e cominciano ad alzarsi pian piano i contagi. Questa è la nostra curva di quest'anno e poi si apre la scuola, i contagi stanno scendendo. Se continuasse così vuol dire che siamo in una botte di ferro. La verità è che lo possiamo dire alla volta, io dico ragionevolmente, di metà ottobre, perché poi c'è anche una sovrapposizione con i virus respiratori e tutta una serie di magagne che conosciamo, e quindi eviterei di cantare vittoria. Certo è che il ruolo del vaccino e il ruolo dell'attenzione che ci mettono i cittadini ci aiutano un poco. Sulle vaccinazioni stiamo andando avanti e abbiamo un po' di comunicazioni. La prima è che nelle ultime 24 ore hanno fatto 14.141 vaccinazioni. Stiamo andando avanti con i fragili, pian piano. Vi ricordo che l'accesso è volontario. Abbiamo iniziato ad aggredire le case di riposo in maniera positiva, nel senso che tutte le ULSS sono entrate in case di riposo e quindi abbiamo iniziato a fare le famose terze dose in case di riposo. E abbiamo anche, alla luce delle ultime decisioni, la necessità oggi di avvisare che dalle ore 12 di oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80 a terminale. Quindi chi entra in piattaforma direttamente, se è un over 80, cioè se ha più di 80 anni, o un familiare, o un parente, un amico, un vicino di casa, può prenotare la terza dose per chi ha più di 80 anni da subito. Il sistema è intelligente, l'assessore ha seguito questo lavoro e quindi dà la possibilità di prenotare se hai fatto la seconda dose a più di 6 mesi. Quindi il sistema già nel momento in cui tu metti il numero di tessera sanitaria, legge già se hai titolo perché sono passati 6 mesi della seconda dose, oppure ti dice guarda non sono ancora trascorsi 6 mesi. Quindi tutti coloro che hanno più di 80 anni e vogliono fare la terza dose, che è consigliata dalle autorità sanitarie, cioè dal CTS, non da me, dal CTS, perché questo è un fatto scientifico, possono, se hanno fatto la seconda dose da più di 6 mesi, possono prenotarsi direttamente sul portale e la fanno in tempo reale, quindi cercate di farlo, se avete deciso di farlo velocemente. Terza dose vuol dire, dai dati clinici che abbiamo degli studi, un booster, come si dice in inglese, quindi una botta di anticorpi che dovrebbe portare, diciamo, una velocità di crociera, definiamola così. Dopo non so come trasformeranno quelli che hanno sempre delle robe su di me, vabbè.
nel porto. Diciamo che l'esperienza di Israele dice che il booster della terza dose dà, diciamo, il titolo definitivo di una buona dose anticorpale. Come stanno andando? Quindi dal mezzogiorno di oggi, cioè mentre parlo è già aperto, chi vuole prenotarsi per la terza dose, ha già fatto la seconda da più di 6 mesi, lo può fare subito. Ovviamente andiamo avanti anche con gli ospedalieri sanitari, sempre con l'ottica dei 6 mesi. Prego. Scusi l'interruzione. Gli over 80, quanti sono? 160. 360.000. 300. Ci possono essere dentro anche parte dei 30.000 delle case Certo. riposo. Complessivamente over 80 noi abbiamo 365.000. O i fragili, c'è poi anche ci possono essere dentro. Però insomma, l'assessore è informato di queste robe. Mai. Allora, stato dell'arte a una settimana dall'ultima tabella delle vaccinazioni che vi ho dato. 12-19 anni. La prima fascia d'età, che è quella della scuola, è cresciuta di 2 punti, siamo a 66,1. Stiamo parlando di prime, seconde dosi e prenotazioni. 20-29 anni. Cresciuta anche questa, siamo a 79,4%. 30-39 anni. 74,5%. 40-49 anni, 76,4%. 50-59 anni, cresce ancora 83,1%. 60-69 anni, il colpo perché? Cosa vuol dire? Ah, ho capito. Sentivo colpi di continuazione. Se la inciuca. 89 anni, 76,4%. 50-59 anni, cresce ancora 83,1%. 60-69 anni, il colpo perché? Cosa vuol dire? Ah, ho capito. Sentivo colpi di continuazione. Se la inciuca. 60-69 anni, 88,6. Ah, sentivo sempre colpi, ho detto. Mi ha detto 2 volte anni, però. 70-79 anni, 92,5%. Over 80, quindi chi ha più di 80 anni, cioè ormai siamo al 99,6, cioè praticamente tutti. Altro dato importante, la scorsa settimana eravamo a 80,9, percentuale regionale, e udite, udite, mi sa che sia vera quello che ho detto, che arriviamo all'85%, siamo già all'82,3%. Abbiamo preso quasi 1,5 punti in una settimana. E diciamo che questo è un segnale del fatto che il lavoro che stanno facendo i nostri centri vaccinali, che sono 60 centri vaccinali in Veneto, 1.600 persone che stanno vaccinando, e ovviamente qui stiamo parlando di prima, seconda dose e prenotazioni, sì, che qualcuno gli venga il dubbio che sono caricate anche le terze dosi. E sta funzionando. Ovviamente ricordo a tutti i cittadini che l'adesione alla vaccinazione è su base volontaria, quindi se uno vuole si fa la vaccinazione, se non vuole non se la fa. Però l'82,3% dei veneti ha scelto di farsi la vaccinazione. E questo è un dato che insomma fa piacere vedere, perché comunque oggi, se siamo aperti, al di là che ne dicano alcuni,
lo dobbiamo al fatto che la vaccinazione ha funzionato e i veneti hanno deciso di vaccinarsi. Di certo non è che lo fanno perché si divertono, nessuno di noi si è divertito. Io e l'assessore siamo vaccinati, a differenza dell'11 marzo quando non eravamo vaccinati. Io in particolar modo mi sono fatto la prima dose il 12 di maggio e la seconda dose, qualcuno si ricorda la data, a giugno, insomma, dopo 21 giorni l'ho fatto. Sì, a giugno prima di andare al Quirinale, perché mi ricordo che c'era la vaccinazione e quindi ho fatto la vaccinazione. Io passerei la parola a voi se avete domande. Prego. Prego. Allora, è una No, ma è un pezzo che ha precisazione alzato la mano. di Vai, vai. Buoso e poi Tosato e poi Pederiva. Ciclo completo o prenotazione? Sulla popolazione Vaccinabile. Sì, 12-19. È comunque una percentuale alta, penso che siamo tra i più alti a livello nazionale. Attenzione, c'è qualcuno che è un pellettino più alto. Però voglio ricordarvi che noi non abbiamo fatto gli Astra Day per gli under 60 anni, quindi abbiamo rinunciato a performare perché abbiamo rinunciato di fare i vettori virali e quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson ai giovani, sono casi limitati. Altre regioni che hanno fatto quegli Open Day, ovvio che hanno avuto più risultati, soprattutto su Johnson & Johnson che è una dose. Cioè noi per contare un vaccinato dobbiamo fare 2 dosi. Se tu hai fatto 1 milione di dosi di Johnson & Johnson, cioè, capisci che hai già fatto il doppio del nostro lavoro. Noi peraltro da 2 mesi non riceviamo più neanche AstraZeneca, per cui nei centri vaccinali ci sarà, si trova Pfizer e Moderna. Tosato. Sì, se non sbaglio lei si è vaccinato, prima citava la coincidenza, si è vaccinato alla vigilia dell'incontro con Mattarella, no? Sì, mi ricordo che erano di poco Ecco, scaduti 21 giorni. Pare di ricordare che in quella sua giornata romana lei abbia incontrato anche Salvini. È probabile. Lo dico perché, insomma, anche per smentire questa presunta, vede? No, io Ha non so se voluto era quel metterlo- giorno, l'ho incontrato, sì, cioè non so se era quel giorno o la settimana prima. Non però è stato fonte di pericolo, ecco, per Salvini, diciamo, in che senso? che era immunizzato, quindi no. La domanda, la scuola. Ci eravamo lasciati dicendo che stavate architettando qualcosa Sì, possiamo già rispondere. per evitare, insomma, per limitare al massimo la quarantena nella Abbiamo scuola. presentato, diciamo, una proposta, sempre nell'ottica di dire che non si possono chiudere le scuole perché c'è un positivo. Ovviamente l'abbiamo voluta fare governare dalla dottoressa Russo, che è non solo il nostro capo della prevenzione, ma è il riferimento nazionale per la prevenzione nei tavoli nazionali. E quindi la dottoressa ha convenuto con noi, conviene con noi, è d'accordo con noi sul fatto che ci vogliono delle modalità che siano meno invasive anche nel momento in cui si va a fare lo screening e si trova un positivo. E si possono tenere presenti ad esempio dei parametri, no? Quanti vaccinati ci sono in quell'aula? Ma non in via discriminatoria, per applicare un algoritmo che dice la possibilità in presenza di tutti questi vaccinati è che comunque si è creata una bolla anche a favore di quelli che non sono vaccinati. Prima, l'altro aspetto, dov'è fisicamente, a che distanza si trovava l'eventuale positivo rispetto agli altri ragazzi? E che condizione di vaccinazione almeno avevano gli altri ragazzi? Insomma, tutta una serie di valutazioni che non sto qui a dirvi. Noi saremmo pronti, vi dico la verità, ne parlavamo prima anche con l'assessore, però siccome abbiamo visto una totale disponibilità a livello nazionale di voler cogliere queste proposte, evitiamo di fare i primi della classe, sembra sia, prego, dillo pure, sia questione di ore, vai. No, è proprio ieri, il giorno prima, è stato costituito un gruppo di lavoro per la quarantena scolastica,
quindi con Istituto Superiore di Sanità, con Ministero, siamo dentro noi come regioni e si sono incontrati ieri, hanno fatto il primo incontro tecnico, abbiamo presentato noi con la dottoressa Russo insomma le nostre proposte, quello che avevamo analizzato, quindi a questo punto ci sembrava ovvio aspettare insomma che questa cabina di regia, gruppo specifico nazionale con tutte le varie parti insomma si esprimesse in modo che poi ci fosse una delle linee guida probabilmente recepite a livello anche di conferenza. Sì, che per noi è anche meglio, nel senso che dà anche più tutela e più linearità nel comportamento, visto che considerato che la scuola non è una competenza nostra, ma è ancora purtroppo gestita a livello nazionale. Dico purtroppo non perché la stiano gestendo male o bene, perché voi sapete che è uno dei temi dell'autonomia. No, non l'abbiamo mai presentata, nel senso che noi abbiamo presentato delle nuove linee guida per evitare che si chiudano classi intere o scuole in presenza di contagiati, parlando proprio delle scuole dell'obbligo. C'è, ma non da presentare perché la stiamo affrontando a livello nazionale. Ormai è una settimana che ce l'abbiamo questa proposta. Cioè, se continuiamo con questi dati ci aiutano ad applicare qualcosa di meno aggressivo, no? La seconda domanda, Prego. lei adesso citava appunto l'autonomia. Ho capito male o ieri lei all'assemblea degli industriali di Vicenza ha affermato che la legge quadro sull'autonomia potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana? No, ho affermato che stiamo lavorando in maniera proficua in questa fase, magari poi litighiamo alla fine, ma comunque stiamo lavorando in maniera proficua con i nostri rispettivi tecnici, e in particolar modo Veneto, Lombardia, ma insomma non è tagliata fuori l'Emilia Romagna, insomma sta facendo, come si può dire, un lavoro a bordo campo, non è ancora iniziata la partita, figuriamoci se Emilia Romagna non la consideriamo a bordo, assolutamente sì, per vedere di trovare una soluzione e se si riesce a fare una proposta per poi condividere come regioni e portare avanti. Ma in questa fase siamo a incontri di tavoli tecnici. Quando si concretizzerà, le regioni saranno presenti col ministro. Però, insomma, la prossima settimana dovrebbe esserci, diciamo, la possibilità di discutere ancora di questo. Però, insomma, siamo lontani da un testo di legge quadro. Al pare di capire. momento sì. Però noi stiamo lavorando per questo. No, ma sul vostro impegno, come dire, nulla questio, ma l'impressione è però, magari un'impressione sbagliata, che l'autonomia non sia tra le priorità in agenda di questo governo. È un'impressione sbagliata? Ma guardate, io penso che non sia mai stata nelle priorità dell'agenda di nessun governo, visto che ancora non ce l'abbiamo, no? Perché se no ce l'avremmo. Però io confido fino in fondo sul fatto che il presidente Draghi sa benissimo che l'autonomia è un'assunzione di responsabilità. È un presidente del Consiglio che si presenta come l'uomo della responsabilità. Se vuole fare la lotta agli sprechi deve puntare all'autonomia. Come accade in azienda, come accade in tutti i sistemi organizzati che non siano, diciamo, rovinati dallo status quo che si trascina da anni. Poi abbiamo una Costituzione che è autenticamente federalista, considerato che ho visto che col Covid adesso la Costituzione si nomina per tutto, no? Qualsiasi roba, ma detesta, citi la Costituzione, cioè vai in vacanza citi la Costituzione, cioè hai fame citi la Costituzione, ecco. Voglio ricordare che la Costituzione è autenticamente federalista e anche alla sua origine nel 1948 prevedeva e disegnava un paese federalista. Non ultimo il titolo quinto, che peraltro compie 20 anni, a novembre mi sembra che sia la modifica del titolo quinto, quindi ci sarà anche, forse il 25 novembre se non ricordo male, il 25 novembre del 2001, posso sbagliare il giorno ma non il mese, se non ricordo male, ci fu la modifica del titolo quinto che è ancora più chiara sul fronte federalista. Grazie. Prego. Federiva.
Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Siamo alla vigilia di ottobre, che tradizionalmente è sempre stato il mese dell'avvio della campagna influenzale, della campagna vaccinale contro l'influenza. Vorrei capire se c'è una data fissata per l'inizio di quest'anno e come potrà coordinarsi con la campagna vaccinale. Beh, intanto si coordina sempre con i medici di base. Noi abbiamo comprato il vaccino. Dillo pure, 1.600.000. 1.688 dosi, quindi più 300.000 in più rispetto, mi sembra, all'anno scorso, visto che 1.688. Mi sembra più o meno, eravamo Era 1,3 sui milioni 1,3 l'anno milioni, scorso. quindi siamo sulle 300.000 in più. Vi ricordate l'anno scorso ci fu tanto di... Fra l'altro c'è stata una grande adesione l'anno scorso, però molti la vedevano anche una forma di prevenzione al Covid, non c'era il vaccino al Covid. Cerchiamo di capire quest'anno se tutti sceglieranno di farsi le 2 inoculazioni o un'inoculazione solo. Sì, siamo in attesa, mi sembra che anche ho sentito ieri sera sui media che stanno ancora discutendo se farla insieme o non farla assieme, quindi anche con l'eventuale terza dose, quindi aspettiamo che ci siano indicazioni anche su questo. E poi facciamo la campagna, poi predisponiamo la campagna. Insomma. Quindi non c'è una data ancora? Siamo in attesa di questi chiarimenti. Però è fondamentale dire ai cittadini che noi i vaccini, come è accaduto l'anno scorso, li abbiamo comprati. Vi ricordate che abbiamo anche prestati in giro l'anno scorso? Iniziava sempre verso fine ottobre, primi di novembre, in qualsiasi caso, quindi c'è ancora tempo. Sì. E a proposito di persone anziane che sono le più interessate, si ha qualche primo risultato dall'indagine in corso nelle case di riposo sulla risposta anticorpale? No, al momento no, Angela. Ok. Invece rispetto all'aumento della vaccinazione, la terza e ultima domanda che pongo, registrato in particolare in quest'ultima settimana, al di là del meritorio impegno del personale dei centri vaccinali che lei citava, Presidente, vede in questo incremento anche un effetto Green Pass, soprattutto in vista della scadenza dell'obbligo del 15 ottobre? Immagino di sì, che ci sia stato anche un effetto della necessità o della scelta di alcuni di dover vaccinarsi o di dover scegliere di vaccinarsi a causa delle ultime restrizioni imposte dall'ultimo decreto sul Green Pass. Però in generale poi vediamo anche che abbiamo i giovani crescono ad esempio, i giovani crescono di 2 punti, i 12-19 anni che non sono oggetto di nuove restrizioni o nuove regolamentazioni rispetto al loro accesso a scuola. Loro hanno addirittura la totale volontarietà. Ben venga l'apertura dei teatri, dei cinema. Voi sapete che grazie alle regioni, all'azione delle regioni, siamo riusciti ad arrivare a un 80% di capienza. È ovvio che l'obiettivo è quello del 100%. Ma io lo dico se non altro anche per un fatto di rispetto nei confronti dei ragazzi che vanno a scuola, che stanno lì 5-6 ore a scuola con la mascherina, sempre lì seduti, e quindi non si capisce per quale motivo altre attività non possano essere considerate. Hanno ragione gli operatori delle discoteche, sono 22.000 posti di lavoro, che stanno pagando non solo il conto del Covid, ma gli operatori delle discoteche e il mondo dell'intrattenimento è diventato il capro espiatorio del Covid. E questo paese non può girarsi dall'altra parte lasciando che nel silenzio falliscano delle attività. E voglio ricordare che peraltro, se qualcuno non se ne fosse ancora reso conto, stiamo parlando di attività che si svolgono di notte e che spesso sono un'ottima occasione per chi ha il doppio lavoro, che deve pagarsi il mutuo, deve pagare spese di famiglia o altri impegni familiari o sociali, e quindi stiamo veramente letteralmente mettendo in ginocchio un comparto intero. Quindi io continuo a fare appello al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico affinché si apra il mondo delle discoteche, che non è un vezzo, ma sono una realtà economica oltre che di offerta turistica. Il mondo delle discoteche, fin dal primo giorno, io ne sono testimone, anche in Veneto, si sono messi a disposizione di fare tamponi all'ingresso, si sono messi a disposizione di essere oggetto di indagine epidemiologica, fare screening attraverso e quindi monitorare anche i ragazzi, che soprattutto in una fase nella quale le scuole sono aperte, potrebbe anche non essere sbagliato pensare di poter avere
un panel sempre di, che so, 10.000 persone, 20.000 persone, 30.000 persone a settimana monitorate tramite i locali. Purtroppo queste attività non hanno avuto risorse. E quindi anche tutto quello che erano le promesse si è trasformata in desolazione e devastazione. Quindi appello al Presidente Draghi affinché pensi che c'è un comparto economico veramente in grossa difficoltà, che paga un conto salato semplicemente per un retaggio culturale a questo punto, no? Perché se nel momento in cui apri teatri, cinema, scuole, tutto, piazze, non piazze, concerti, tutto quello che è, cioè, non è che puoi dire che la discoteca è... anche perché abbiamo avuto due ondate di infezione e le discoteche erano chiuse, quindi non c'è neanche più il dubbio che non siano loro i responsabili. Grazie. Prego. Altre domande? Mi pare di no. Grazie. Io volevo ringraziarvi e ne approfitto anche per ringraziare Carlo, quasi con la lacrima, perché oggi è il tuo ultimo giorno. Beh, è brutto detto così. Oggi, diciamo, smetti di... No, non è che sta di trapasso, nel senso che volevo nuovamente ringraziare Carlo che ci ha seguito. Fra l'altro, quando io l'ho assunto mi ha raccontato di tutte le sue esperienze da trincea che aveva fatto in giro per il mondo, ma d'ora in poi ai suoi nipoti racconterà solo del Covid. E questa è stata forse l'esperienza più dura che ha affrontato assieme a tutti noi, e sono stati mesi duri, per cui anche lui fa parte di quella squadra che è venuta qui per 20 mesi e adesso siamo tutti sorridenti, nonostante la tragedia, ma all'inizio c'era la paura di morire, quindi merito va a lui, va alla sua squadra, al suo team e a tutti voi, insomma, che non siete mai mancati. Insomma, siete diventati tutti dei personaggi per i veneti e penso che ve lo siate meritati. A Carlo auguro ancora, io non dico buona pensione, buon lavoro, perché farà sicuramente qualcosa. Non ho ancora ben capito cosa, però insomma, meritata pensione. Sai che si dice, sono diventato dipendente dello Stato, ma tu c'eri già, per cui... Ah, una cassa privata, bene. Allora, insomma, tu ci vai peraltro non con quota 100, vai regolare te. 44 anni di lavoro. No, io non posso dirlo, se no poi mi domanda. Io posso dire che l'ho sempre trovato tutti i giorni. Non so se era... Ogni tanto sentivo bambina piccola che diceva nonno, nonno, loro capivo che non era proprio... No, mi sarà successo una volta o due. Vabbè. Comunque, Carlo, grazie veramente di cuore. Resterai a vita nella nostra squadra, quindi vieni quando vuoi, puoi partecipare, le porte della regione sono sempre aperte per te. Adesso un busto come quello del Doge è un emiliano lui, non sei un veneto. Ah, vabbè, ma insomma, non è meritato riposo, ma meritato diletto. Adesso vedrà, ha un sacco di attività, poi scriverà libri come il suo solito. Niente libri. Vabbè. Grazie e buona giornata a tutti, grazie.